Siamo e allora io devo importare il CD perché qua il computer si impalla all'improvviso e il Calone vi sta facendo firmate come stai facendo animale capa, firmata. Ecco, accendete sto microfono, grazie Arrivato, direttore. è arrivato. Ecco, mettitelo in faccia, copri la tua faccia e fai vedere questo. È Così, arrivato. sì, ma è più bello. Ecco, ti devi coprire, molto bene. Allora, ti devi coprire da diritto. State zitto. Allora, molto bene, signori, è arrivato, adesso devo avere il tempo per importare questo GT, questo CD e speriamo vada bene. Lo vedete tra l'altro versione altro che deluxe, guardate questo, ma che CD signori, lo facciamo entrare, lo vuoi presentare tu? Grazie. Al mondo neomelodico, signore e signori, Alessio. Wow, ma che è una guerra, mettiti al centro, scopri la panza. Ciao. Stati bene, come stai? Tutto bene. Stati bene, dicevo a Calone. Buongiorno a tutti. Allora, senti, adesso in tutto questo tempo che ci resta, no? Noi cerchiamo di ascoltare quante più tracce possibile, se il computer mi aiuta importa. Mentre importa, intanto abbiamo fatto vedere il CD, è bellissimo. Tante foto. Tu sei bellissimo, questo manco a Grazie. dirlo. I tatuaggi sono aumentati o sono sempre... Sempre gli stessi, penso che fra poco ci saranno ancora altri. Ancora Tutto a altri. sorpresa. Senti, partiamo dal titolo che si chiama Musica ribelle. Ribelle lo dice già la parola, no? Ecco, Ribellarsi un po' da tutto quello che ho fatto. Allora, questo disco è dedicato a mia moglie Anita, Sì? a mia figlia Martina e soprattutto al mio piccolo campione Mattia, che a maggio nascerà, perché tu stai per diventare papà. Sì. A mio padre, a mia madre e a tutta la mia famiglia. Chi ti ha aiutato di più in tutti questi anni? In che senso? È la persona più importante, quella che ti è stata È più sempre vicina, la famiglia che ti sostiene, no? che ti sostiene. È normale, che ti dà sempre la forza di andare avanti, di superare tanti ostacoli e di fare sempre la musica che io la porto sempre nel cuore, è la cosa che mi fa vivere la musica. Allora, questo è un disco che tu hai fatto in collaborazione con Gianni Fiorellino, Sì, perché Gianni. gli arrangiamenti e la direzione è di Gianni Fiorellino. Parliamo un attimo delle canzoni. Sì. Allora, leggo, ci sono moltissime canzoni scritte da te, Sì, innanzitutto, tante. ma proprio tante. Ho cercato di raccontare un po' tutto quello che faceva parte un po' dei miei giorni e della mia vita. Allora, poi hai scritto con tutti, perché Sì. allora, c'è una canzone iniziale che si chiama Il mondo in una telefonata, che è di Sergio Donati. Anche e se di ho Gianni... partecipato in questo brano, delle idee però ho lasciato loro lasciarsi diciamo, filmare perché sono loro gli autori e ho dato giusto qualche idea sulla musica. Allora, poi la seconda traccia, Lasciami andare via, l'hai scritta tu. Lasciami andare via, C'è sì. Casaburi nel disco. Sì, Quando meno te lo aspetti. quando meno te l'aspetti Che esce il disco di Alessio, che è una cosa che arriva dopo l'ultimo disco, era uscito quando? Un po' 2 anni fa. 2 anni fa. Sì. Allora, poi c'è di nuovo una traccia tua, poi c'è Vincenzo D'Agostino. Vincenzo D'Agostino è un grande. Quando mi parlane te. Vincenzo D'Agostino di nuovo, poi c'è Enzo Rossi, ci sono i Sì. tuoi amici di sempre praticamente. Sì, Luca Barbato, che abbiamo la prima volta che fa parte di un mio disco. Francesco Francese, che è Al una di fuori cosa... che abbiamo lavorato tanto anche in altri dischi con Francesco. Sì. Avevo una musica, dissi metti questo testo sopra e è nata questa canzone. Vincenzo D'Agostino di nuovo, Enzo Rossi di nuovo e poi chiudi con una traccia tua che si chiama Quanto ti Questo amo. Quanto ti amo è un brano che ho dedicato al matrimonio, che non si sentiva tanto bene perché l'ho cantata nelle casse, l'audio non era perfetto, però questo è l'audio giusto. Questo è l'audio giusto. Sei soddisfatto? Tanto. Eh? Le soddisfazioni sono quelle che ti prendi giorno dopo giorno, è uscito ieri e già la Zeus aveva 1000 copie in prevendita. Mhm. È già una cosa di Ale, secondo me stiamo andando forte perché Sono non è contento. capitato nemmeno con il disco 11 volte amore, quello di 2 anni fa. Questo sta andando forte. Sono contento per te. Poi, tra l'altro, tu sei un personaggio che ha su di sé delle grandi attese, cioè quando esce il disco di Alessio... insomma, Cerchiamo sempre di fare qualcosa sta di uscendo il diverso. disco di Alessio, no? È un fatto preciso. È diverso perché oggi ascoltare la musica, stare a casa, guardare la TV, io vedo sempre la stessa cosa, è monotona le canzoni, sempre le stesse, ci sono più cantanti che canzoni. Allora ho cercato di fare qualcosa di diverso del mio genere, sempre il mio genere, un po' più pulito, musicalmente, con Gianni abbiamo
unito queste idee, Sì. è uscito fuori questo disco. Senti, sai che si dice dell'ambiente a proposito della musica neomelodica, che questo è un momento un po' piatto, no? Come dicevi tu, e molti che fanno questo mestiere, che, beh, insomma, da arrangiatori, da autori, da presentatori, da comunicatori, dicono ma caspita, ci vorrebbe un nuovo Alessio per creare un po' una nuova era. Ma Insomma. questo c'è un nuovo Alessio, questo disco. Quindi il nuovo Alessio sei tu che si sdoppia, insomma. Giusto, 2 versioni. Giusto? Dai. Quindi è inutile aspettarsi un nuovo Alessio. Ma questo disco sono io in nuova versione. Sei tu in nuova versione. Allora, il computer ha importato tutto. Non Ti pregherei di abbassare il cursore. Il poeta, te l'ho presentato il poeta Sergio Donati. Sì. Guarda, lui cerca di scrivere qualche canzone, non è Questa, che lo puoi... questa è stata la prima musica che abbiamo fatto del disco e l'ho portata a Sergio, è stato il primo. Ah, il primo al quale ti sei rivolto, Il primo è andato perché nel- ti ha fatto tante telefonate, ha detto fammi scrivere un pezzo, ti Lui è prego, sono bravo, anni che non scrivo. Lui è bravo, ha fatto parte di un disco che è andato benissimo, Sì. e era giusto chiamarlo e far sì che poteva fare qualcosa per questo disco nuovo. Allora, signori, attenzione perché questa traccia che sto per proporvi l'ha scritta un certo Sergio Donati, si chiama Il mondo in una telefonata, canta Alessio, disco nuovo, musica ribelle. Il resto della trasmissione che resta, scusate il gioco di parole, per ascoltare la maggior parte delle tracce di questo nuovo disco di Alessio che si chiama Musica Ribelle, e devo dire che siamo partiti molto bene, ci sono delle parole che ti restano in testa, io mi soffermo sempre sulle parole, sono fondamentali, viva gli autori, il mondo vale una telefonata. Viva la musica! Classico post da Facebook, tant'è prima ancora che uscisse il disco questa frase era già dappertutto. Andiamo avanti, io vado a caso Sì, perché va bene, non conosco il disco, lo sto scoprendo in questo momento e voglio suonare una canzone che hai scritto tu, tutta tua. Traccia numero 4, alza il cursore, grazie. Si gestisce tu. Allora, ne ho suonate 2 e mi piacciono tutte e 2, tra l'altro questa ha una forza impressionante, io non la conoscevo ma cantavo, è una roba Subito pazzesca. facile. Sì, ci stesse tu, traccia meravigliosa. Poi tra l'altro volevo anche salutare Gianni dei Sciosciamocca perché stamattina aveva la postata su Facebook. Ciao Gianni, scrivendo saluto Gianni. capolavoro. Allora, sempre a caso, siamo nel disco di Alessio, il disco si chiama Musica Ribelle, il disco è uscito ieri, lo trovate in tutti i negozi di dischi, lo trovate anche nel sito della Zeus, zeusrecord.it, e siamo alla traccia numero 9. E qui sono curioso perché Francesco Francese è uno dei miei autori preferiti, poeta, il cursore. Grazie. Oh, dammi il tuo amore, siamo nel disco di Alessio, Musica Ribelle. Dammi il tuo amore, Francesco Francese. Allora, siamo nel disco di Alessio. Io sto andando veloce perché sono... Sì, vai. Capito? È come se stessi a casa mia. Dico, fammi vedere... Stai a casa tua. Fammi vedere Alessio. Vedi che ti ho dato l'assist. Allora, è come se stessi a casa mia e insomma, mi chiedessi, ma chissà cosa ha combinato Alessio. Però Enzo, scusami... Questo è un disco da scoprire perché ci sono canzoni, ogni canzone è una storia. Ogni canzone è una storia. un'altra Ti Alessio. volevo presentare il più bravo fotografo di questa città. Ecco, D'Italia, paparazzi, Senti, lui è lui. Hai una domanda per Alessio che ci cambi la giornata? Grazie. È troppo fresco. Rispondi Alessio perché queste per lui Grazie, sono... grazie. grazie perché sono domande. Allora, Musica Ribelle, questo è il disco. Adesso Luca Barbato e Rolando Riera, giusto? Giusto. Allora, Barbato si pone, parte da un concetto vecchio come il mondo, cioè in amore vince chi fugge o vince chi resta, e Barbato pare che abbia trovato la risposta perché la canzone si chiama Chi l'asse vince sempre. Chi l'As vince sempre. giusta osservazione. Traccia numero 7, alza la scritta Luca Barbato, ascoltiamo. Allora, canzone scritta da Luca Barbato e Rolando Riera, Chi l'As vince sempre. Chi l'As vince Fuori sempre. ci sono un po' di alessiane. Saluto, un bacio. Mi diceva Jennifer, Sì. ecco, che insomma a lei piace tutto il disco, però c'è una cosa, sai come faccio per capire io da solo, per fatti miei, quando una canzone è veramente forte? Quando si allargano le braccia, cioè quando tu ascolti una canzone e mentre l'ascolti fai questo movimento qua e quindi in qualche modo cerchi di abbracciare la musica, no? Cerchi di abbracciare l'aria, allora vuol dire che per te in quel momento la canzone è veramente forte. È un gesto Cerchi di che io- entrare nella canzone. è un gesto che io faccio veramente moltissime volte. Quando allargo le braccia davanti mentre ascolto una canzone vuol dire che la canzone mi piace assai. Mi stanno facendo capire che mi devo teletrasportare, credo proprio di sì, per cui ci teletrasportiamo e torniamo tra pochissimo e andiamo avanti con le altre tracce del disco di Alessio che si chiama Musica Ribelle. Fra pochi minuti. Comprate la musica originale, anche perché i dischi falsi si sentono male, ma proprio male, è vero.
vero, Carmine, giusto Liberati. che sia così, vai. Gracchiano, si sentono proprio appilate, è una cosa, invece questo costa poco, costa poco e insomma è alla portata di tutti. Ci teletrasportiamo e torniamo. Dove andiamo? Tra pochissimo andiamo ad Antonella Clerici a Ah, quest'ora, sempre da Antonella che è amica nostra. Torniamo tra poco. E siamo qua. Allora, questa traccia si chiama Lasciami andare via, la seconda traccia del disco l'hai scritta tu, solo tu. Allora, volevo leggerti un po' di messaggi. Adesso è musica. Allora, un po' di messaggi perché sono veramente belli. Allora, Ale, io ascolto la tua musica e piango dalla gioia. La tua musica mi entra nel cuore e fa cantare la mia anima. Vittoria da Ercolano. Ciao, un A bacio, proposito grazie. dell'aprire le braccia, mi diceva Carmine Liberati, che se me lo dice Liberati un senso ce l'ha, mi diceva quando apri le braccia, prima dicevo ho visto tanta gente aprire le braccia quando ascolta una canzone che gli piace molto, vuol dire che stai aprendo la stereofonia, quindi in qualche modo no, ti apri al mondo. Grande Liberati che sarà qua lunedì con Giovanni Galletta. Allora, sono Carolina da Angri, guarda, no, ma devi sentire questa perché è bellissima. Mi chiedevo, ma non è possibile farti clonare per dare la possibilità a mia figlia Emanuela di non rimanere zitella? È possibile? Guarda, è bellissimo. Ti prego, Carolina, tu sei la numero 1 dei messaggi. Ti do una mia foto così. No, una foto, ti prego, povera ragazza, povera figlia. Allora, ciao idolo, sono Anna da Casoria, complimenti per il CD, è stupendo, tu sei stupendo e sei il numero 1. Grazie. Poi Ale, sei grande, unico, stupendo, mi vuoi dedicare stasera Il mondo vale una telefonata? Sono Chiara da Napoli per un anonimo da Secondigliano. Sono Angela da Sant'Antimo, mi dedichi un brano a piacere per il mio grande amore, ti amo da morire, alla mia piccola Anna. Poi sei grande, già conosco tutte le canzoni a memoria, il disco è uscito ieri, tenete presente. Ah, volevo dire a Consuelo che questa copia che vedete è mia, quindi fatti lasciare le altre copie dietro, non ti permettere di pigliare perché sono molto geloso della musica napoletana, non mi fai pernacchio perché è la verità. Allora, sei un grande, già conosco tutte le canzoni a memoria, non fermarti mai, un bacio da Tony Carluccio. Salutiamo, un bacio. Ecco, allora è meraviglioso il tuo CD, tu sei unico, io sono un po' come te, sono ribelle. Un bacio alla mia vita amena dalle Salicelle. Ale, sei il numero 1. Salutiamo. Ma torniamo, visto che abbiamo pochissimo tempo, purtroppo 54 minuti dopo mezzogiorno, io suonerei che sono molto curioso, qui c'è l'accoppiata Antonio Casaburi, Gianni Fiorellini. Questa è una bella canzone, un stile un po', perché quando scrive Casaburi c'ha lo stile un po' d'angelo, perché ci sono tante canzoni, e questa secondo me assomiglia un po' la scrittura. A quella di Nino D'Angelo. Sì, qualche, diciamo lo stile. È quello lì. Poeta alza il cursore, grazie. E traccia numero 3, la canzone si chiama Quando meno te lo aspetti, siamo nel disco di Alessio. Mi piace di te, le caviglie, la Allora, vi chiedo scusa, io le sto tagliando in una maniera terrificante, 57 minuti dopo mezzogiorno, sai cos'è Alessio? Che noi siamo collegati con 4 canali televisivi. Ogni Salutiamo. canale poi c'ha la sua programmazione perché ad un certo punto ci tagliano di brutto e non vorrei almeno salutare. Allora, nella speranza, tu tornerai prima o poi, dico, Penso di sì, ci facciamo una chiacchierata un po' più larga, no? sicuramente. Perché adesso ci serviva, non ci serviva, è brutto. Insomma, volevo farvi ascoltare il CD perché ogni uscita di Alessio è un'uscita importante, in qualche modo Alessio continua a dettare legge nella musica neomelodica e c'è poco da fare, insomma c'è grande interesse intorno a te, scherzava, Enzo Calone da fotografo mi ha detto guardalo sulla copertina, sembra il Fabrizio Corona di Napoli, in realtà si è trovato anche una compagna bellissima che sembra Belen Rodriguez, quindi il cerco è chiuso, devo dire la verità, ma ho fatto tutto quello che potevo fare, giusto? Ecco, ho detto. Allora, mi dice Consuelo di rimettere Il mondo è una telefonata in una telefonata perché ci sono 40 messaggi di richiesta, perché questa è la casa di Sergio Donati e quindi chiedo scusa a Vincenzo D'Agostino perché non ho suonato neanche una traccia di D'Agostino. Musica allora, ribelle. Senti un po' le ultime cose, dai, che vuoi dire assolutamente? Che dire, comprate il disco, Sì. ci sono tante canzoni belle, seguitemi su Alessio Official, la mia pagina ufficiale, clicca mi piace, stai a casa tua. Sì, anche tu Io sempre farò una quando vuoi. trasmissione giovedì 3 aprile, Sì. sarò su TV Campane 1 che Ok, saluto, che dalle saluti. 23, mi raccomando seguitemi. Molto bene, io ti aspetto prestissimo, intanto acquistate questo disco, noi ci sentiamo, ci vediamo domani mattina perché ripetiamo tutto, domani c'è Carmine Di Tommaso, poi vi dico anche chi, domani ve lo dico perché Consuelo si sta organizzando, grazie a Sergio, grazie alla regia, Carmine Liberati, grazie, è sempre un Grazie piacere a voi. vederti, però lunedì quando vieni con Giovanni Galletta ti voglio proprio cugini di campagna, cioè ti fa proprio a capa Un padiglione. a cerchio, ecco. Grazie ad Enzo Calone, grazie a Grazie a tutti, voi. chiudiamo Un bacio. con Il mondo in una telefonata, ci vediamo domani, grazie.